Amici di QDP News, abbiamo qui con noi oggi Adriano Madaro, un grande sinologo molto conosciuto nella provincia di Treviso perché ha curato tutta una serie di mostre sull'Oriente e sulla Cina, la sua grande passione. Oggi cercheremo di capire la genesi di questa passione, dove nasce, e abbiamo la fortuna proprio di intervistarlo. Ecco, dottor Madaro, ci racconti da dove parte questo straordinario legame suo con la Cina che l'ha portato a essere forse uno degli italiani più amati in Cina? È un tempo lontano ormai, diciamo all'età di 4 anni, quando i miei genitori mi donarono una serie di libricini della storia di un bambino che non si accontenta mai e vuole girare il mondo, vuole andare in giro per il mondo. E questi libricini sono stati molto profetici perché sulla base di questi racconti io ho potuto crearmi una immagine della Cina e quindi il desiderio di andarla a vedere. Ecco per esempio Il sogno meraviglioso, il bambino che incontra una bambina cinese, e poi anche durante le scuole elementari i miei disegni riguardavano sempre quella parte del mondo, l'Oriente, la Cina, il Giappone. Quindi è una storia antica. Volevamo chiederle il primo viaggio in Cina. Lei era giovane, aveva studiato all'Università di Urbino, ma fin da piccolo aveva questa fissa, questo obiettivo di raggiungere questo paese straordinario. Come è avvenuto il tutto? È avvenuto che l'Italia ha aperto le relazioni diplomatiche con la Cina nel 1970. Io precedentemente avevo dei rapporti per ragioni di documentazione culturale per l'università con l'unica ambasciata che ci fosse in Europa, ed era a Berna perché la Svizzera paese neutrale aveva un'ambasciata, e quindi dopo l'apertura a Roma io ho promosso l'invito da parte delle autorità trevigiane dell'epoca, 1975, per l'ambasciatore cinese di venire a visitare la nostra provincia. È stata la prima uscita dall'ambasciata. Nel 1976 ho avuto l'invito a un primo viaggio in Cina e quindi è collegato con questo episodio, insomma. Noi oggi siamo qui, abbiamo colto questa occasione, visto che lei è uno dei massimi esperti di cultura cinese al mondo, per chiederle di commentare l'arrivo ormai prossimo del presidente cinese Xi Jinping a Roma in questi giorni. Sarà molto probabilmente firmato un memorandum fra il governo cinese e il governo italiano. Sono diverse le materie, no? I contenuti di questo memorandum. A lei chiedo, ci sono dei rischi per l'Italia, soprattutto dal punto di vista geopolitico, di questo approccio, di questa apertura alla Cina su tematiche così calde e così importanti per tutto il mondo? Allora, la Cina dal diciamo almeno 200 a.C. è un paese che si è costruito una grande muraglia di 6.000 chilometri per non essere invasa. Quindi è lungi da lei la mentalità di invadere altri. Quindi tra l'altro la storia cinese non è una storia di invasioni da parte della Cina verso altri, ma da parte di popoli nomadi o dai mongoli, e poi l'Occidente, sappiamo cosa è avvenuto nell'Ottocento con le varie guerre dell'oppio, eccetera, e il Giappone. Quindi il pericolo per la Cina viene da fuori e non viene da se stessa, quindi noi non dobbiamo temere, io penso, da questo punto di vista. Però questo accordo non è ancora ben noto e quindi è difficile esprimere un giudizio a priori. Tuttavia, se un giudizio a priori è necessario, è che l'Italia deve stare attenta in questa occasione di non fare un passo falso, nel senso che ha degli obblighi di carattere strategico sia con l'Europa sia con gli Stati Uniti, e quindi con la Cina deve al momento limitarsi a degli accordi di carattere commerciale, quindi culturale e di collaborazione varia. L'Italia ha titolo, anche perché abbiamo una lunga amicizia con la Cina che data quantomeno dei tempi di Marco Polo, quindi 800 anni fa. Il nostro giornale racconta soprattutto le vicende della provincia di Treviso, dell'Alta Marca trevigiana. Noi sappiamo che oltre all'Italia anche Treviso ha un rapporto molto particolare con la Cina. Ecco, perché questo?
Forse perché, adesso devo parlare di me, non mi piace molto perché c'è Madaro a Treviso e quindi se io fossi a Padova o in un'altra città probabilmente avrei trovato sensibilità in altre persone lì. A Treviso ho trovato fin dall'inizio del 2000 l'interesse da parte dell'allora presidente della Fondazione Casamarca, Dino De Poli, che è anche un amico, l'interesse di organizzare una serie di grandi mostre a casa di Carraresi dedicate alla Cina. E lì era il mio pane, nel senso che quando lui mi ha proposto, io ero ben lungi dall'idea di fare delle mostre perché non è il mio mestiere, però ho visto che sono riuscito a organizzarmi bene e a portare nell'arco di 4 mostre oltre 2000 reperti di prima grandezza, di prima importanza, custoditi nei caveau blindati dei musei cinesi. Questo è uno. Secondo, recentemente ho trovato nel sindaco di Treviso, Mario Conte, un interesse veramente fresco e naturale nei confronti della Cina, tanto è vero che ora stiamo lavorando per un progetto che dovrebbe avverarsi a breve. Quindi aspettiamo i cinesi qui in Italia, aspettiamo i cinesi a Treviso e ringraziamo il dottor Adriano Madaro per questa straordinaria possibilità che ci ha dato. Vuole salutare i nostri amici cinesi in Italia? Sì, Ni Hao, e siccome abbiamo da poco terminato le celebrazioni dell'anno, Xin Nian Hao, anche per loro un augurio di buon anno per tutti e per gli amici cinesi in questo momento che sono in Italia, sia quelli residenti sia quelli di passaggio, come fra qualche giorno avremo parecchi, ne avremo parecchi.